Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti al Raffaele D'Agostin di Pieve di Soligo, dove per la seconda giornata del campionato regionale di eccellenza veneta 2025-2026 Girone B, l'Eclisse Careni Pievigina riceve la visita del Giorgione 1911. Queste le formazioni che stanno per scendere in campo. Il Giorgione si schiera con Bortoletto, con il numero 1, Capellesso con il 2, Santi con il 3, Zanella con il 4, il 5 è Rumiz, il 6 Recalbe, il 7 Bianco, l'8 Grigio, il 9 Bonaldo, il 10 Murasai, l'11 Lemeti. Mister Terry Cavazzana porta in panchina Sceremeta, Chicos, Napoli, i Blu, Simonato, Fusco, Chiarini, Rosa e Rosin. L'Eclisse Carini Pievigina si schiera con il numero 1 Spadetto, con il 2 Basso, con il 3 Tonon, con il 4 Salomon, con il 5 Segatta, con il 6 Gasparini, con il 7 De Faveri, con l'8 Cotali, con il 9 Ianco, capitano, con il 10 De Zotti e con l'11 Pavan. Il neotecnico della Carini Pievigina, Massimo Malerba, porta in panchina Falso, Nardi, De Luca, Mognon, Cazzaro, Bressan, Del Savio, Telesi e Cociu. Arbitra l'incontro il signor Elia Poles della sezione di Portoguaro, coadiuvato dagli assistenti Marco Bravo della sezione omonima e Matteo Anese come sopra, anch'egli da Portoguaro. Seconda giornata che si è avuto il suo inizio ieri, quando il Porto Mansuè è andato a vincere sul campo della Giulia Sagittaria per 1-0. La classifica in questo momento vedi il Porto Mansuè, che è una partita in più naturalmente, con 4 punti. Piovese, Cavarzano, Calcio Caerano, Dolo 1909, Pianiga e Godigese con 3 punti. Marosticense, Borgo Valbelluna, Giorgione 1911, Leo Derzo, United Borgorico Campetra, 1 punto. Eclisse, Arcella, Giulia Sagittaria, San Donà e Vittorio Falmec sono ferme a quota 0 punti. L'Eclisse deve riscattare il 5-2 con la Piovese nella prima giornata di campionato. Certo l'avversario odierno non è dei più facili, il Giorgione che ha pareggiato per 1-1 con una delle candidate al passaggio di categoria, ovvero lo United Borgorico Campetra. Molte le novità a partire dall'allenatore, il signor Massimo Malerba, che ha sostituito Moschetta, che si è accasato al Vittorio Falmec, e alcune importanti novità anche a livello di roster. Sono andati via la coppia centrale di centrocampo Sibiglia e Derrigo, sostituiti da Tonon, anche Gasperini, anche Raccagna se n'è andato, per importanti novità. Il Giorgione, che vive un momento societario non proprio idilliaco, fa di necessità virtù. La media in campo è per l'Eclisse Carini Pievigina di 21 anni e 18 mesi, mentre l'età media del Giorgione, che ha attinto a piene mani al serbatoio dei giovani, è di 18 anni appena compiuti. Giorgione che si schiererà con la casacca color rosso, mentre sfoggia una nuova divisa l'Eclisse, una maglietta blu con risvolti gialli, calzoncini e calzettoni di colore blu. Ecco che le due squadre si stanno mettendo in posa per le foto di rito. Le operazioni di sorteggio si sono effettuate, ricordiamo che arbitra il signor Elia Poles della sezione di Portoguaro. 27 sono i gradi della temperatura, il terreno sembra essere in perfette condizioni di gioco, mentre c'è un minuto di silenzio che noi seguiamo per ricordare lo sciatore prematuramente scomparso.
Ricordiamo con un caloroso applauso Matteo Franzoso, promessa dello sci alpino. L'atleta è finito contro una staccionata posizionata a 7 metri dalla pista, picchiando violentemente il capo e perdendo conoscenza. Nulla, sono valsi subito i soccorsi dei sanitari. Lo ricordiamo con affetto. Mentre sta per avere inizio la partita, sono le 14:31 al mio cronometro. Eclisse che attaccherà, per chi guarda il teleschermo, da sinistra verso destra, mentre il Giorgione naturalmente dalla parte opposta. Ecco che tutto può avere inizio, cenno di intesa da parte dell'arbitro con i propri collaboratori e si parte per la seconda giornata di campionato. Subito in avanti l'Eclisse, c'è un lungo passaggio nel settore di Pavan che non recupera il pallone, poi va in contrasto concedendo un fallo laterale per il Giorgione. Subito propositivo l'Eclisse. Notiamo in attacco la coppia collaudata De Zotti-Janco, Janco naturalmente con la fascia rossa di capitano, che ha compiuto gli anni in settimana, che potrebbe anche regalarsi qualche regalino, ovvero qualche gol. Spinta di Segat, c'è fallo, giusto così. Va a terra il numero 9 Bonaldo. Subito scontro fisico tra i due. Rumiz che cede all'indietro per il proprio portiere Bortoletto. Fasi naturalmente di studio, si deve capire come si giocano sia l'una che l'altra squadra. Questo lancio lungo, preda di Segat, poi Basso che ci ha abituato l'anno scorso con delle sgroppate infinite sulla corsia di destra. Giorgione in pressione ancora con Bonaldo, palla che carambola in fallo laterale per la rimessa di Basso. Pallone che si perde con Rumiz che lo controlla e appoggia al numero 2 Capellesso, in avanti a tentare lo scatto di Bianco, pallone che poi viene allontanato in fallo laterale. 0-0, partita iniziata da pochi istanti, propositive comunque le due squadre. Ancora Bianco, lavora un pallone sulla destra, tenta di superare diretto controllore che gli si oppone, facendo carambolare il pallone in fallo laterale per la rimessa in gioco di Capellesso, che molto probabilmente scodellerà in mezzo, in virtù, anzi no, si appoggia ancora a Bianco, diagonano i due, cross al centro, sta per intervenire Grigio. De Zotti lavora il pallone in fase difensiva, in qualche maniera il pallone giunge al numero 7 De Faveri, che poi viene rimontato dai giocatori del Giorgione. Lungo lancio per il settore di Demetti, che viene affrontato efficacemente da Basso, che lo sposta senza fallo. Il pallone che si perde in fallo laterale. De Zotti che sbaglia completamente l'appoggio, regala il pallone al Giorgione con Bonaldo, che poi si trascina il pallone in fallo laterale per la rimessa in gioco ancora di Basso. De Zotti si appoggia all'indietro per il numero 4 Salamon, uno dei nuovi. Cambiato molto l'Eclisse dall'anno scorso, ricordiamo, abbiamo detto in apertura, la coppia centrale di centrocampo Sibiglia e D'Arrigo, che hanno veramente fatto un campionato eccellente. Si gioca all'indietro, si rifugia dalle parti di Spadetto Cotali,
È naturalmente un'eclisse che è in fase di costruzione, lo dimostra il 5-2 con la Piovese, mentre il Giorgione fa di necessità virtù, perché le vicende societarie che ormai attanagliano la formazione castellana da anni ne limitano forse anche gli investimenti. Spadetto si appoggia a Segat, poi Basso che mastica un po' il pallone, lottano a centrocampo Zanella con Pavan, c'è un fallo giusto alla decisione dell'arbitro. Io mi sono perso l'inizio del cronometro, si gioca il quinto di gioco, lungo lancio in mezzo all'area, pallone che sembra finire in fallo di fondo, così è, 0-0, si gioca il quinto di gioco. Coordinamento tecnico affidato a Enzo Russo. Attenzione, Basso che non si intende con il compagno di reparto Segat, pallone che esce in fallo di fondo, anzi in calcio d'angolo. Per il primo calcio d'angolo della partita lo batte il Giorgione, che si fa preferire. Murasai incaricato del tiro di sinistro, lo scodella in mezzo, colpo di testa in avvitamento di Zanella, che impatta bene con il pallone, però non inquadra la porta, il pallone che esce largo alla sinistra di Spadetto. 0-0, si gioca il settimo. Janko che cerca di dialogare con De Zotti, però è ancora Giorgione propositivo e si fa preferire in questa fase iniziale della partita. Cross al centro, il cross è stato di Bianco, la respinta è di Cotali, che eredita una pesante eredità, scusate il gioco di parole. Ancora Bianco, poi De Zotti che sbroglia la matassa ma non riesce a far pervenire il pallone a Janko, che è costretto a retrocedere alla ricerca di un pallone. Poi si distende bene l'eclisse, c'è Basso in sovrapposizione, trova il corridoio centrale per il numero 7 De Faveri, che allarga per Janko, che tenta la battuta a rete, c'è subito una ribattuta, recupera De Zotti. Poi Zanella, buono l'anticipo di Gasparini, centrale difensivo insieme a Segat, ora in possesso del pallone, che sbaglia l'appoggio, poi viene superato di slancio in qualche maniera dal numero 9 Bonaldo, riesce a rifugiarsi in fallo laterale, ma possiamo dire dopo 7 minuti di gioco, 8 minuti di gioco, che è a farci preferire il Giorgione, più propositivo. Si gioca sulla corsia di sinistra, deviazione di Pavan, fa retrocedere l'arbitro, ricordiamo essere il signor Eliapoles della sezione di Portogruaro. Le metti, poi il pallone giunge a Santi, lo perde il proprio compagno, ma riconquista il pallone sulla tre quarti il Giorgione. Grigio fa pervenire il pallone a Lemeti, va sul fondo, poi c'è una deviazione, anzi no,
L'arbitro a pochi passi dice che è stato proprio Lemetti a toccare per ultimo per la rimessa in gioco di Spadetto. Due tecnici che stanno già dando delle disposizioni in tal senso. Si tratta di Massimo Malerba per l'Eclisse e di Terry Cavazzana per il Giorgione. Lungo lancio per Ianco, sbagliato, pallone che si perde in fallo di fondo, fallo laterale. Lotta a centrocampo, De Zotti, serve Ianco che è di spalle, poi subito la chiusura del Giorgione, spezza la trama offensiva dell'Eclisse, ma è ancora Eclisse in avanti. Tenta la battuta a rete il numero 7 De Faveri Francesco, pallone che si impenna abbondantemente sopra la traversa. Registriamo questo primo tiro di De Faveri, alto, abbondantemente direi anche sopra la traversa. 0-0, si gioca all'11°. La rimessa in gioco dal fondo di Bortoletto, mentre qui in cabina si cominciano a sudare le proverbiali 7 camicie. Io sono con una maglietta leggera, ma vi posso assicurare che la temperatura è, non dico estiva, ma poco ci manca. Strano questo temperatura di quasi fine estate, anche se gradevole e piacevole. Sono tutti i crismi per giocare a calcio. Bella la manovra dell'Eclisse, tenta di andare in avanti, poi De Zotti lotta come un leone, si porta il pallone sul sinistro, effettua il centro, Ianco appoggia all'indietro di testa, parte il tiro violento, bellissima l'azione dell'Eclisse, è Salomon Luca, gol di Salomon Luca. Gol! Ha segnato per noi con il numero 4 Luca Salomon. Destro violento al volo di Salomon Luca, sul quale Bortoletto non ha potuto far altro, e sbloccato il risultato al 13°. Eclisse 1, Giorgione 0. Nella prima vera occasione della partita l'Eclisse è riuscita a sbloccare il risultato, mentre Ianco sembra aver accusato un colpo. Va ad accertarsi delle condizioni psicofisiche l'arbitro, sembra tutto a posto, un colpo al costato di lieve entità, e nonostante il Giorgione si sia fatto preferire nei primi 10 minuti, a colpire per prima è l'Eclisse, che ha sbloccato il risultato al 13° con una splendida esecuzione al volo di Salomon, che ha trafitto l'incolpevole Bortoletto, che non ha potuto far altro che raccogliere il pallone che si era insaccato in fondo al sacco. Inizia bene quindi l'Eclisse. La partita naturalmente è ancora lunga. Si gioca il 14°. De Zotti. Poi qui una trattenuta abbastanza vistosa, anche se è il primo fallo di una certa entità. Al 14° viene ammonito De Zotti per questo fallo, sul dire tattico. Si era visto superato dal numero 4 Zanella. Gran gol dell'Eclisse, 1-0
per i padroni di casa. Rumic sul pallone, che ha contrastato Janko come meglio ha potuto. Bravo Janko a capire l'inserimento del compagno da dietro e a servirlo con un pregevole colpo di testa. Mezzo regalo fatto per il suo compleanno, un assist al bacio per Salomon. 1-0 per l'Eclisse, si gioca il 15°. Basso sul pallone, De Zotti non tocca Rumic. Recalde che sbaglia l'appoggio, ancora De Zotti che tenta il gioco di gambo ma perde il pallone. Si distende il Giorgione con Lemetti che cerca di mettere in movimento il proprio compagno grigio. Sbagliato l'appoggio, basso, mentre già operazioni di ravvivamento muscolare in panchina. Spadetto, Segat trova tra le linee De Faveri, mentre si lotta a centrocampo. Alla meglio questo Marcantonio di colore, veramente bravo. Mezzi fisici imponenti, Pentel, tiro, poi il numero 8 grigio. Fisico importante per il numero 4 del Giorgione, Zanella Alessandro, classe del 2005. Veramente un bel giocatore da un punto di vista fisico. Janko che va a saltare, spizza la palla ma non c'è nessuno. Non ha seguito il suggerimento il numero 11 Pavan, pallone di facile preda dei difensori del Giorgione, che operano molto sulla corsia di destra. Sbagliano però il passaggio, molti errori tecnici di impostazione da parte del Giorgione, che ha avuto una supremazia territoriale sterile nei primi 10 minuti, poi la prima vera occasione per l'Eclisse è andata sotto con un bello splendida deviazione volante di Salomon. De Zotti, mentre basso sembra litigare con il pallone, riesce a recuperarlo e ad appoggiarsi a Cotali. Segat, lungo lancio in avanti, Rumic di destra interrompe la trama offensiva, poi Zanella, ancora Giorgione, Zanella fa buona guardia a Segat. Per l'arbitro tutto regolare, va giù Bonaldo, non c'è niente. Spadetto, uno dei vecchi rimasti, vecchi tra virgolette, per classe 2005, 20 anni. Giorgione in avanti, poi sbaglia completamente l'appoggio in mezzo al campo. Il Giorgione si distende, l'Eclisse zoppica un po' Janko che si ferma, si tocca ancora il costato e probabilmente sarà anche costretto ad uscire. C'è un fallo ai danni di Grigio, mentre Janko è a terra. Il colpo al costato è molto più grave del previsto. Vediamo che si tocca la zona tra l'addome, il fianco anzi destro, la gamba. Entra il massaggiatore. Abbiamo visto ricevere il pallone però subito claudicante. 19°, 1-0 per l'Eclisse, che non si è più fatta vedere, ma non ne ha motivo, dalle parti di Bortoletto. È il Giorgione che deve fare assolutamente la partita e l'Eclisse può operare
contropiede, come si suol dire. Vediamo che Janko sembra uscire zoppicante e mi sento di poter dire che difficilmente lo vedremo in campo, anche con il viso, il volto sofferente. Ecco perché Kochu si era già attivato con pronto allenamento. Parlavamo di riattivazione muscolare, in realtà ecco, è proprio una propria vera sostituzione che verrà a breve. Lotta De Faveri, il Giorgione in avanti, pallone nel mezzo, in qualche maniera interrompe, contrae il cross Segat, poi il pallone spedito in avanti, Grigio si appoggia all'indietro per Cappellesso, da questi al numero 6 Recalde, poi Zanella, è pronto Kochu ad entrare già a bordo campo. De Zotti, appoggio corto che è sbagliato, però interviene Giorgione, poi Rumiz, larga per Recalde, da questi Lemeti, sembra essersi spostato sulla corsia di destra, infatti vediamo qui basso in fondo a sinistra Bianco che opera nel settore di basso. Santi trova Bianco, sbagliato l'appoggio, interviene L'Eclissi. L'Eclissi che potrebbe buttare fuori il pallone per operare il cambio e andare in parità numerica. C'è un cross al centro, una mezza spinta che l'arbitro non vede, pressione del Giorgione, poi il pallone scaraventato in avanti, un passaggio semplice, L'Eclissi effettua il cambio che giunge al 22esimo, esce Jürgen Janko, infortunato. Sostituzione per noi, esce con il numero 9 Janko ed entra con il numero 20 Kochu. Kochu che ha una grandissima possibilità di entrare nelle grazie di Malerba, se non lo è, sostituendo un bomber acclamato come Janko, anche l'anno scorso in doppia cifra ma con notevoli difficoltà. Entra Kochu, esce Janko, 22esimo, eccolo l'impatto con il pallone di petto a servire un proprio compagno, poi sbagliano i giocatori dell'Eclissi. Recupera basso, fa carambolare addosso il giocatore del Giorgione il pallone, si trattava di Bonaldo, pallone che esce, 23 al mio cronometro, 1-0 il risultato maturato per la rete messa a segno al 13esimo da Salamon Luca. Kochu va a lottare il pallone con l'avversario, offre il pallone al numero 11 Pavan, che si accentra, interviene De Zotti, va giù, non c'è niente per l'arbitro. Non c'è niente per l'arbitro. Mentre qui c'è il fallo di Zanella che ha chiuso, sbarrato la strada, mentre l'arbitro Poles, Elia Poles, ha fatto un cenno a De Zotti di non riprovarci più. Evidentemente non c'era nulla sull'intervento ai danni di De Zotti, giusto, quindi non c'è stata nessuna protesta. De Zotti che con l'uscita di Janko ha assunto il ruolo di capitano, mentre fa girare bene il pallone L'Eclissi, che è in controllo fino a questo momento. Ha provato una timida reazione anche in virtù della superiorità numerica
Kociu viene anticipato da Rumic, non c'è nulla. Kociu poi si lotta a centrocampo, esce Zanella, palla al piede, supera in questo momento la metà campo, prova a lanciare Bianco ma chiude una splendida diagonale difensiva. Basso che di testa appoggia Spadetto che raccoglie il pallone tra le mani. Dicevamo di Kociu che deve entrare nel match. Naturalmente pochi minuti entrati, di testa non spizzica bene il pallone, c'è un fallo, sì, lo commette il numero 11 Pavan. (25 al nostro cronometro e 1-0 per l'Eclisse, con la rete messa a segno, ricordiamolo, al 13° dal Salomon che trafitto Bortoletto. Splendida esecuzione al volo. Rumic trova Grigio tra le linee, Grigio ancora a ricevere il pallone da Bortoletto, c'è il pressing di De Zotti, costringono i giocatori dell'Eclisse, costringono ad affrettare la giocata i giocatori del Giorgione, il pallone che esce in fallo laterale. Bella la nuova divisa dell'Eclisse con questi risvolti gialli su sfondo blu, classica la tenuta di gioco del Giorgione, conosciuto più per essere i rosso stellati di Castelfranco. Si arrabbia giustamente Cavazzana che non vede la reazione da parte dei suoi, che sembrano patire più del dovuto lo svantaggio, non riescono a salire, chiede di appoggiarsi in avanti Cavazzana al proprio portiere Bortoletto Lorenzo, che ancora in possesso del pallone, vedete la difficoltà a trovare compagni, lo fa ora servendo Grigio che è sceso quasi fin sulla linea dei difensori, lui che è abituato a dettare il gioco in avanti, poi si allunga l'Eclisse, ma De Zotti fa buona guardia, interrompe la trama offensiva dei rossostellati. Lungo lancio per Kociu che viene sovrastato da Rumic, poi De Zotti tiene troppo il pallone De Faveri, lo perde, recupera Zanella, proprio un bel giocatore, niente da dire questo Zanella, numero 7, classe 2005, 20 anni, l'appoggio con il destro per un compagno, poi d'esterno si mette il pallone in avanti, sembra un tocco di mano ma non c'è. De Zotti che mette ordine servendo il numero 8 Cotali, poi all'indietro per Gasperini che nella gestione Moschetta operava sulla corsia di sinistra, alternandosi anche con Raccagna, poi pallone che carambola sul giocatore dell'Eclisse ed esce subito la rimessa in gioco, va in pressing commettendo fallo l'autore del gol Salomon, Luca, mentre Zanella discute in maniera pacifica con De Zotti che abbozza un mezzo sorriso con l'arbitro. Si va d'amore e d'accordo sino a questo momento, solo cartellino giallo, quello combinato dall'arbitro, il De Zotti per trattenuta evidente, vistosa, niente da dire. 29, cross in centro da tre quarti, esce Spadetto che fa sportellate con un proprio compagno, ma la palla era lunga e lenta, facile la lettura di Spadetto, il pallone che viene subito scraventato in avanti, non aggancia De Favre che deve entrare nel match, così come Kociu, mentre sembra essere veramente in partita De Zotti che sta
svolgendo, oltre che il ruolo di attaccante, anche quello di primo frangiflutti davanti sulla tre quarti. Tre 4-2-1 lo schieramento della Giorgione, mentre quello dell'Eclisse sembra un 4-5-1. Forse un 4-4-1 con Tezzotti che opera alle spalle della punta, che prima era Janko, invece adesso è Kociu. Pallone che arriva in qualche maniera, però riesce ad intercettarlo abbondantemente oltre la linea laterale davanti alla panchina del Giorgione. Vediamo Cavazzano che sembra non gradire l'atteggiamento dei suoi, che non riescono ad imbastire un'azione degna di nota. Ricordiamolo che lo svantaggio non ha prodotto una reazione vera e propria della Giorgione, che ha corricchiato, merito naturalmente degli avversari. 30esimo, 1-0. De Zotti, ottimo l'apertura per Pavan, poi l'inserimento di basso che supera di slancio il proprio difensore, mette nel centro, poi la difesa spazza in una qualche maniera. Solito duello Bonaldo-Segatti. Pallone per Bianco che non riesce a superare Gasparini, che perfeziona il disimpegno allontanando il pallone in fallo laterale. Si sono alzati i giri del motore castellano. Rumiz, ancora Rumiz, trova Grigio in mezzo al campo, viene affrontato rudemente da Salomon, lo mette a terra, calcio di punizione, altro fallo di Salomon, è già il secondo consecutivo. L'arbitro molto probabilmente gli sta dicendo: guarda che la prossima ti ammonisco. 2 falli nel giro di 10 secondi, anche di un certo rilievo, guadagna metri il Giorgione. C'è anche un pittoresco e canterino gruppo di tifosi del Giorgione che seguono la squadra in trasferta. Sul pallone Zanella, di cui abbiamo tessuto le lodi poc'anzi, è il 32esimo. Parte il tiro, pallone che non scende ed esce anch'esso sul fondo. 30esimo, questa è la risposta del Giorgione, con un tiro alto su punizione alta di Zanella. Non ha corso pericolo il segno in questo momento Spadetto, se non nell'occasione di un calcio d'angolo. Fatto pochino sino a questo momento, mentre il Giorgione, mentre si è superata abbondantemente la mezz'ora. 33 al mio / nostro cronometro, e il Giorgione che non riesce a trovare il bandolo della matassa. L'Eclisse che non deve sicuramente accelerare i tempi e le giocate, si difende sino a questo momento con ordine. Gasperini protegge l'uscita del pallone, non prova neanche a raggiungerlo Murasai. Per la rimessa in gioco di Spadetto, Alessio, classe 2005, anche l'anno scorso in forza all'Eclisse, mentre si scalda un altro giocatore per gli uomini di Malerba, Zanella, fino a questo momento il migliore dei suoi, insieme forse
al centrale difensivo Runitz. Ne abbiamo tessuto le lodi di Zanella, ma sbaglia l'appoggio. Pavan entra in area, si converge, fa partire un tiro che piega le mani di Bortoletto per il 2-0. È Pavan. Gol! Ha segnato per noi con il numero 11 Lorenzo Pavan. Bella l'esecuzione del tiro di Pavan al 35esimo. Si è accentrato, ha fatto partire un sinistro violento a mezza altezza che ha piegato le mani ad un, possiamo dire, incerto Bortoletto, e pallone che si è insaccato tra il palo di sostegno e il palo per il 2-0. 38esimo. Al 35esimo il raddoppio dell'Eclisse, che sostanzialmente ha fatto 2 tiri in porta. 2 tiri, 2 gol, meglio di così per Malerba non poteva andare sino a questo momento la gara. Timida è stata la reazione del gol di Salomon al 10° da parte del Giorgione. Si è lamentato di questo atteggiamento poco propositivo Cavazzana ed è stato punito il Giorgione, mentre Opera adesso litiga con il pallone. De Zoti riesce comunque a difenderlo e appoggiarsi al compagno. Si tratta di Cotali, fa girare bene il pallone l'Eclisse Segat. Gasparini, sempre con quel bel sinistro che tiene, di precisione, tecnica sopraffina anche Gasperini. Segat, più arcigne le movenze di Segat, che ricordano molto i difensori centrali inglesi di una volta. Schierato in pianta stabile adesso al centro della difesa. Salomon sbaglia l'appoggio, Zanella tenta la bozza, poi un fallo del numero 8 Cotali. Siamo 6-7 metri fuori dell'area di rigore dell'Eclisse. Occasione per il Giorgione, mentre sul pallone si incarica Bianco, che fino a questo momento propositivo. Il fischio dell'arbitro, parte il tiro, barriera che interrompe la traiettoria del pallone. Giorgione che ha impattato sì nella prima giornata di campionato con il Borgoricco Campetra, ma che sino a questo momento ha deluso per atteggiamento, vuoi per il proprio atteggiamento e per l'atteggiamento dell'Eclisse, chiamata a riscattare prontamente la sconfitta pesante con la Piovese. Poi si trascina il pallone bianco fuori per la rimessa dell'Eclisse, che sarà molto probabilmente incaricato della stessa Basso Francesco. Così è, si appoggia a Gasperini. Fa girare bene il pallone l'Eclisse, però si perde il pallone, non c'è fallo. Cociu si appoggia a De Zotti che aspetta l'avanzata di Basso, cincischia un po' con il pallone Basso, poi perde il pallone Pavan sulla pressione di Bianco.
Poi ancora Paván, si torna all'indietro, Salomon, Salomon basso, Segat e Spadetto, si distende il Giorgione, poi De Faveri, ancora indietro a Spadetto, 41 il mio cronometro, sbaglia l'appoggio Paván, recupera il Giorgione, lo fa con Zanella che intelligentemente allarga il gioco sulla destra per un compagno che effettua un controllo a seguire non proprio preciso, allontana Spadetto, ma è ancora Giorgione sul pallone che tenta una reazione, va in pressione commettendo fallo Cociu, 40esimo e 2-0 per l'Eclisse che con il, possiamo dire, minimo sforzo, 2 tiri, 2 gol, sta conducendo la partita meritatamente, anche in virtù di una mancata reazione da parte del Giorgione, che butterà il pallone nel mezzo. Sono salite le torri, pallone troppo corto ma ci pensa la difesa, poi controllo pregevole da parte di Grigio che comunque sia poi spara altissimo sopra la traversa, non inquadra la porta. Sembra essere una domenica tranquilla per Spadetto che sino a questo momento non è che abbia fatto granché, vedremo se in seguito riuscirà a guadagnarsi la pagnotta. Merito di un'Eclisse molto più concreta e anche più volitiva. Cociu si appoggia a Cotali, pallone in avanti poi per De Faveri, si gioca sulla corsia di sinistra, effettua il cross rasoterra, attaccante dell'Eclisse, pallone allontanato da Runitz che guida la difesa con poi ancora l'Eclisse in avanti, pallone che vaga nel mezzo, chiude Rumiz in una qualche maniera, perfeziona il disimpegno Grigio, sembra dire che ci siano 2 minuti di recupero, mi sembra di aver capito, in virtù della munizione del cambio e soprattutto per aver portato le cure del caso a Janko Jürgen che è uscito al 22esimo per un dolore al costato che sembrava di poco conto, che invece sembra infortunio più grave del previsto. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà l'esito degli accertamenti radiografici. Giorgione, Grigio, pressing della difesa, non c'è fallo, Zanella si appoggia a Santi, Rumiz chiude davanti il Giorgione, il pallone in verticale per l'inserimento di Grigio, pallone troppo lungo, quello di Rumiz Marco, classe 2001. Non va a saltare Cociu, non ci arriva, recupera comunque il pallone De Zotti che si appoggia a Paván all'indietro per basso. Viene affrontato rudemente dal numero 6 Recalde e messo a terra Salomon, autore della prima rete che ha sbloccato la partita. Segat chiede di spostarsi in avanti, di allargare il gioco mister Massimo Malerba per l'Eclisse. Non lo ascolta, infatti si arrabbia un po' Malerba che calcia lontano anche la borraccia d'acqua, il segno sicuramente di non condivisione della scelta di Segat, poi che è bravo di testa a tuffarsi, a interrompere una pregevole trama offensiva della Giorgione. Zanella
tenta di far giungere il pallone a Lemeti. All'indietro, cross al centro deviato per il calcio d'angolo numero 2 del Giorgione. 44 i minuti di questa prima frazione che l'Eclisse conduce per 2-0. Vediamo quanto sarà il recupero. Si scodellerà il pallone nel mezzo, ci sono trattenute da una parte e dall'altra, va a saltare nel mezzo, per l'arbitro tutto regolare. Gasparini viene superato da un giocatore del Giorgione, poi il pallone messo nel mezzo dal numero 6 Recalde Brambilla Martin, classe 2006. 2 minuti di recupero. 2 minuti di recupero. Avevamo visto bene. E 2-0, come 2 sono le reti messe a segno dall'Eclisse, ricordiamo i marcatori mentre Kociu si fa vedere. Kociu, che è un giocatore dai mezzi fisici importanti, deve far valere la sua prestanza nei confronti dei centrali del Giorgione. Timida la sua discesa in campo. Segato trova Pavan che vola sulla corsia di destra, supera di slancio il diretto controllore, rientra, si appoggia all'indietro per il numero 4 Salomon, che fa partire un tiro. Sarebbe stato meglio forse servire sulla corsa con un pallone sulla corsa di Kociu. Non si è veduto Pavan, che ha superato di slancio Santi. Passato il primo minuto di recupero, anche qualcosina di più. Kociu di testa. Ottimo l'appoggio a Pavan, che tenta di fare qualcosa, poi l'arbitro vede una deviazione di qualcuno. Basso, e naturalmente non accelera i tempi. De Zotti, dialogano i due. Sbagliato l'appoggio, Zanella di testa, poi chiude Cotali, che rimonta appoggiandosi a Spadetto, e proprio su questa azione l'arbitro sancisce la fine delle ostilità per quanto concerne la prima frazione di gioco, che l'Eclisse conduce meritatamente per 2-0 sul Giorgione. Al 13° il gol di Salomon Luca, il raddoppio al 35° con Pavan, che si è centrato, ha fatto partire un sinistro secco a mezza altezza, che ha piegato le mani a Bortoletto e si è insaccato sul fondo. Da registrare l'uscita al 22° dei capitan Janko Jürgen per infortunio, sostituito da Kociu, fino a questo momento impalpabile. Noi diamo la linea al regia per i consigli commerciali. A dopo. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Amici sportivi, ben ritrovati con la seconda frazione dell'incontro di calcio valevole per la seconda giornata del campionato di eccellenza Girone B tra Eclisse Carini Pivigina e Giorgione 1911. Risultato in questo momento maturato alla fine della prima frazione: Eclisse Carini Pivigina 2, Giorgione 0. Con le reti messe a segno al 13° da Salomon Luca, una bellissima azione in velocità De Zotti Ianco con il destro violento di Salomon Luca che ha trafitto Bortoletto, il raddoppio al 35° con un bel sinistro a mezza altezza di sinistro di Pavan che ha piegato le mani a Bortoletto, apparso in certo. Sta per iniziare la seconda frazione di gioco. Partiti in questo momento, ci si attende una reazione del Giorgione che è mancata nella prima frazione, pur approcciando meglio. C'è un fallo da parte di De Faveri, è stato travolto il numero 11 Lemetti. Giusta l'assegnazione del calcio di punizione. Stavamo dicendo in cronaca che è mancata la reazione del Giorgione. Sicuramente mister Cavazzana si sarà fatta sentire nel riposo tra il primo e il secondo tempo, perché era veramente timida, se non opaca, se non quasi pari a zero, la reazione dei rossostellati che nella prima partita di campionato avevano impattato con il United Borgoricco Campetra. Mentre approfittiamo di questo momento di pausa della partita per ribadire i risultati sin qui maturati, mentre avanza ancora l'Eclisse. C'è una cross al centro, Pavan che si appoggia a basso, ancora a Pavan, poi Cotali, c'è un fuorigioco di basso. Andiamo veloce alla lettura degli altri risultati del girone. Arcella Padova 0, Cairano 0, Borgo Valbelluna 0, Marosticense 1, detto di Eclisse Giorgione che stiamo trasmettendo in diretta. Leo Oderzo 0, Piovese 0, Sandonà Cavazzano non viene citato il risultato ma sembra essere sullo 0-0. United Borgoricco Campetra che sta perdendo per 1-0 con la Godigesi. Il Vittorio Falme perde dell'ex Moschetta con il Dolo 1909 Pianiga sempre per 1-0. Classifica che in questo momento vede, parliamo solo dell'Eclisse, a quota 3 punti, ottava posizione. Dicevamo che si attende una reazione della Giorgione che sino a questo momento e per tutta la durata della prima frazione non è arrivata. Il tabellino vede solamente una punizione alta di Zanella, ma poco costrutto da parte degli uomini di Cavazzana.
che devono sicuramente cambiare registro. Nessun cambio è stato operato né da una parte né dall'altra, l'11 di partenza è sempre lo stesso, per cui io vi do lettura veloce. Eclisse con Spadetto, Basso, Tonon, Salamon, Segat, Gasparini, De Favri, Cotali, Ianco che è uscito al suo posto, Cociu, impalpabile sino a questo momento, poi De Zotti e Pavan. Risponde il Giorgione con Bortoletto, Capellesso, Santi, Zanella, Rumiz, Recalde, Bianco, Grigio, Bonaldo, Murasai e Lemiti, Alexander. 2-0 il risultato, si gioca il terzo minuto di gioco e si ripropone in avanti ancora l'Eclisse. Un lungo lancio per Cociu che non riesce a prendere i tempi giusti, pallone che Bortoletto fa suo raccogliendolo al volo. Poi si addormenta un attimo il Giorgione, ancora Cociu, ma è colto in fuorigioco. Vedete come questo giocatore dall'imponente stazza atletica debba migliorare e con i contrasti e con i tempi di gioco. Anche qui avrebbe dovuto aspettare quell'attimo per non cadere nella trappola del fuorigioco, attendere un attimo e farsi servire il pallone che lo avrebbe potuto portare a tu per tu con Bortoletto, Lorenzo, che è parso non colpevole ma un certo perlomeno sulla seconda frazione, sul secondo gol, scusate, quando Pavan ha scoccato un tiro di sinistro violento ma che ha piegato le mani. De Zotti, che fino a questo momento è onnipresente, lo abbiamo visto anche in ripiegamento difensivo, sta disputando un'ottima partita, ha assunto il ruolo di capitano per l'uscita scusate, di Ianco al 22esimo della prima frazione, che ha subito un infortunio in un contrasto. Sembrava meno grave del previsto, invece il giocatore si è accasciato a terra e ha chiesto immediatamente il cambio. Al suo posto è subentrato Cociu, che ripetiamo deve ancora dimostrare tutta la sua potenza atletica. Quinto di gioco, 2-0 per l'Eclisse, Giorgione che pasticcia, fa da sponda a Cociu, pallone giunge al numero 7 De Favri che mette nel centro, va a lottare ancora Cociu, ma vedete che non riesce a salire il Giorgione, merito dell'Eclisse, che in seconda battuta riesce a recuperare un'infinità di palloni. Vedete la difficoltà ad uscire, sembrano veramente di un'altra velocità i giocatori dell'Eclisse sino a questo momento. De Zotti che d'esterno mette in movimento Salomon, poi Basso si appoggia all'indietro al compagno, si tratta di De Favri, mentre corre ai ripari Cavazzana che sta preparando un triplice cambio, ma è l'Eclisse ancora a riproporsi in avanti. Il pallone giunge al numero 7 De Favri che tenta di superare Capellesso, non ci riesce, la palla comunque viene spedita in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte di Tonon, mentre c'è il cambio, vediamo chi esce dal terreno di gioco. Esce il numero 10, sostituzione per il Giorgione, esce con il numero 10 Murasai ed entra con il numero 16 Simonato. c'è il 20 con il numero 4. Altra sostituzione per il Giorgione, esce il numero 4 Zanella ed entra il numero 20 Rosin. Entra poi il numero 19 per l'11. Terza sostituzione per il Giorgione, esce con il numero 11 Lemeti ed entra con il numero 19 Rosa. Tripla sostituzione per Cavazzana, che evidentemente vuole scuotere i suoi, incapaci di reagire sino a questo momento. Ci sorprende un po' l'uscita di Zanella,
Alessandro, numero 4, che possiamo dire a ragion veduta è stato il migliore dei suoi per temperamento, proposizioni in avanti. Le scelte comunque di mister Cavazzana non si discutono, ne prendiamo atto. E Giorgione che tenta di abbozzare una reazione. Vedete la difficoltà comunque di far giungere il pallone agli avanti rossostellati, merito dell'Eclisse che si è compattata. Gasparini di testa, numero 19 Rosa, subito in avanti, ancora Rosa sul pallone, che forse riceve fallo, non è di questo avviso l'arbitro, recupera il pallone Recalbe. Poi parte il tiro di Grigio che si infrange sui difensori del Giorgione e dell'Eclisse, pallone che esce in calcio d'angolo, subito la rimessa, stringe i tempi il Giorgione, attenzione, libera in qualche maniera l'Eclisse, produce il massimo sforzo il Giorgione. Poi c'è questo, non sappiamo se è un tiro, un cross sbagliato di Capellesso Luca, il pallone che si perde sul fondo per la rimessa in gioco di Gasperini che si appoggia a Spadetto. C'è una timida reazione che fino a questo momento non è che abbia prodotto granché, ma l'Erba chiede ai suoi di salire, di non farsi schiacciare. Comanda le operazioni in difesa Segat. Pacchetto a ritratto che si compone da sinistra a destra dal numero 3 Tonon, poi Gasperini e Segat, la coppia centrale, e Basso a completare appunto il pacchetto a ritratto Pievigino. Spadetto fa buona guardia. Ricordiamo che nei primi 45 minuti di gioco, possiamo dirlo con tranquillità, Spadetto non ha corso pericoli. Cociu non riesce a far raggiungere il pallone, poi c'è fallo netto da parte di Tonon. Rumiz che lancia il numero 9 Bonaldo, che ha fatto quello che ha potuto, ha lottato ed è stato sovrastato, vincendo comunque sia qualche duello con Segat, l'arcigno difensore pievigino. Ma poco. Attenzione, il pallone in area, Gasperini che riesce a contrastare, poi il controcross si perde sul fondo. Ricordiamo l'età media del Giorgione che si attesta sui 18 anni, veramente una età oltre che invidiabile, anche un'età forse troppo giovane per questo campionato, che richiede anche la presenza di qualche volpone capace di invertire la rotta. Sembra più essere una formazione juniores quella del Giorgione. Cavazzana si sgola, chiede ai suoi un maggiore impegno, che per quanto concerne la seconda frazione c'è stato, perché sembra più propositiva il Giorgione per l'Eclisse comunque che si difende con ordine. Lo fa adesso con Basso che allarga al numero 3 Tonon, che trova De Zotti libero, che ha il tempo di girarsi, di controllare il pallone e di appoggiarsi a Salomon, autore della prima rete. Ancora Tonon che perde il pallone, lo recupera Simonato, poi Gasperini da par suo fa giungere il pallone al numero 8 Cotali, ancora Cotoli, che d'esterno un po' la Modric si appoggia a Segat, dialogano Gasperini, Salomon e poi Cotali, giunge il pallone al numero 7 De Faveri, che supera di slancio il proprio controllore, sta per entrare in area, tenta di servire un compagno, poi il pallone comunque è nei piedi dell'Eclisse. Pavan, Bravo.
Bravissimo Salomon ad allargare il gioco per Basso, che riesce a superare di slancio, poi effettua un cross rasoterra, facile preda di Santi. Si lotta tra Bonaldo e Segat, pallone deviato dal primo in fallo laterale. Difficoltà a mettere a terra il pallone il Giorgione, poi non riesce il controllo a Bonaldo. Anzi no, si trattava del neoentrato Simonato, che ha sostituito il numero 10 Murasai, Nikelov, apparso sottotono. Merito di un Eclisse che ha fatto un po' sfogare il Giorgione nei primi 10 minuti per poi colpirla al 13°, ricordiamo, con Luca Salamo, un bel gol che è nato sull'asse Janko-De Zotti, con i De Zotti-Janko, con quest'ultimo che ha appoggiato l'indietro di testa. Bravo Gasperini a difendere il pallone, ad appoggiarsi al compagno, poi in qualche maniera il pallone Simonato lo butta in avanti, ma allarga le braccia come dire cosa potevo fare di più. 14°, mezz'ora abbondante al termine, e 2-0 Cociu, che non riesce, vedete, a controllare il pallone, che permetterebbe all'Eclisse di salire e di posizionarsi in maniera migliore. Questo è il compito a cui chiede insistentemente Malerba di fare. Anche qui è anticipato da Rumiz, allargato il gioco per De Faveri, poi il pallone buttato nel mezzo. Poi il numero 16 Simonato che la butta in avanti. Poi De Zotti, attenzione a De Zotti che è già stato ammonito, infatti chiedono qualcosa in più i giocatori e in particolare Rumiz, a chiedere che l'arbitro estragga il secondo cartellino, un falletto da non portare alla munizione. Va giù un giocatore del Simonato. Primi movimenti in panchina anche per l'Eclisse. De Zotti non recupera il pallone, lo fa il Giorgione. Poi vedete la difficoltà a chiudere i triangoli tra Bianco e Simonato. Ancora Bianco sul pallone che sembra lottare da solo, a buon gioco il Giorgione, l'Eclisse con De Zotti prima e Cotoli adesso. Gasperini, che costituisce la coppia centrale difensiva dell'Eclisse. Segat, che ha ricevuto da Spadetto il lungo lancio alla ricerca della testa di Cociu, che anche adesso non la prende. Per un attimo si stava ventando sul pallone De Faveri, chiude bene Capellesso. Difficile salvare qualcuno nel Giorgione sino a questo momento. Certo, l'impegno nella seconda frazione non è mancato, però manca sempre ancora qualcosa. Cociu lotta, Rumiz allontana, Basso energico, poi recupera ancora il Giorgione, si torna all'indietro, il lungo lancio di Capellesso nella terra occupata da Basso, che ha buon gioco. De Zotti, mentre sta per entrare il numero 19 Telesi. Bello il passaggio per De Faveri, che entra in area di destro, mette il pallone per Cociu che non lo aggancia bene. In qualche maniera poi tenta il tiro il numero 11 Pavan, poi
Cotali prova con l'esterno destro e pallone che esce sul fondo per il cambio del Sostituzione per noi, esce con il numero 10 De Zotti. al 18esimo della seconda frazione esce il numero 10 De Zotti Stefano ed entra Telesi. Evidentemente non vuole far rischiare l'attaccante Ed entra Capitani. con il numero 19. C'è un altro cambio. Telesi. Altra sostituzione per noi. Esce con il numero 7 De Faveri. Probabilmente De Faveri, il giocatore in questo momento a terra, soccorso dai sanitari. Rumiz che ne approfitta per abbeverarsi, per rinfrescarsi. Mentre esce De Faveri ed entra il numero 17 Bressan Matteo, che sicuramente non ha bisogno Ed di entra con presentazioni. il numero 17 Bressan. Altro giocatore dal piede vellutato, Bressan Matteo. 19esimo e 25 secondi. È durata una manciata di minuti la reazione del Giorgione. Mister Malerba ha fatto uscire De Zotti già ammonito, e forse per impedirgli di prendere la seconda ammunizione c'è Cociu colto per la X volta in fuori gioco. Giocatore, ricordiamolo, che a me piace tantissimo, ma che deve migliorare da un punto di vista dell'interpretazione del gioco e dei tempi di gioco stessi. Colto più volte e più volte in fuorigioco. Giorgione alla ricerca del pallone, viene trattenuto il numero 8 Grigio, non c'è nulla per l'arbitro. Probabilmente sarebbe stato anche il calcio di punizione. Partita che sta scivolando lentamente verso la mezz'ora. Viene agganciato Salomon e scaraventato a terra da Grigio. Mentre sembra esserci un leggero infortunio anche per, se non sbaglio, Salomon. Si accerta delle condizioni fisiche l'arbitro, il signor Elia Poles. Ecco che i sanitari accorrono a prestare le necessarie cure del caso. Noi qui siamo al 21esimo. E il risultato, che non inchiodato, ma inchiodato al risultato della prima frazione, 2-0 per l'Eclisse, che non ha corso pericoli. Spadetto è apparso inequivocabilmente senza lavoro oggi, spettatore non pagante, perché sino a questo momento gli uomini di Cavazzana non sono riusciti a tirare fuori a cavare un ragno dal buco, mentre Gasperini si spiega con Malerba, molto probabilmente sull'interpretazione di qualche movimento ancora da affinare. Siamo sicuramente alla sola seconda giornata di campionato, mentre cenno d'intesa con il numero 19 Telesi Nicolò, con appunto Gasperini che guadagna la posizione, mentre Salomon viene sostituito. Sostituzione per noi, esce con il numero 4 Salomon ed entra con il numero 14 De Luca. Cambi da una parte e dall'altra.
Sicuramente l'uscita di De Zotti per Telesi al 18esimo è atta a non far rischiare al giocatore la seconda ammonizione. Importante De Zotti, che l'anno scorso ha disputato una sontuosa, ricordiamolo, sontuosa stagione insieme al fido compagno Janko, uscito per infortunio. Sarebbe interessante sapere l'entità del danno subito da Janko. Calcio di punizione affidato al numero 7 Bianco, uno dei pochi a salvarsi nel grigiore dei rossostellati. Vedrà una parabola arcuata a sinistro a scodellare nel mezzo. Sono salite le torri, Rumiz tra tutti, pallone nel mezzo allontanato dai centrali difensivi dell'Eclisse e poi Pavan scaraventa in avanti dove Santi controlla, ma è basso ad anticipare tutti e a volare sulla corsia di destra, a appoggiare sapientemente per il numero 17 Bressan. Gioco di gambe, non entra in area per l'opposizione proprio di un giocatore del Giorgione, che poi guadagna il fallo laterale. 24 e 23 secondi, 2-0 il risultato. Forse migliore il Giorgione nella seconda frazione, più aggressivo ma poco produttivo. Non ne va bene una al Giorgione anche in questo momento, proprio in questo istante. Pallone che sembrava essere nelle possibilità del Giorgione, invece è affidata a Basso, che ha assunto il ruolo di capitano. Scambio della fascia tra prima Janko con De Zotti, poi De Zotti adesso con Basso. Altro giocatore che l'anno scorso ha disputato una splendida stagione. In un ripiegamento difensivo l'intero 11 dell'Eclisse. Cappellesso invita qualcuno a battere, poi è lui a farlo. Pallone scaraventato nel mezzo, Gasperini che non ha difficoltà ad allontanare il pallone. Cociu che finalmente la prende di testa, travolge Capellesso, però appoggia dietro la corsa di Telesi, se non erro, anzi no, di Bressan. Poi va giù un giocatore del Giorgione, non c'è nulla. 26, 2-0 il risultato, e Eclisse che sembra aver, non dico tirato i remi in barca, ma rallentato i ritmi. Non ce n'è bisogno di accelerarli. Pallone che ballanzana nel mezzo, corre come un leone De Luca. Poi Bressan, è ancora padrone del campo l'Eclisse. Tonon interrompe la trama offensiva Capellesso, ma scivola, consegna ancora il pallone all'Eclisse con Tonon ancora. Cociu che riesce a chiudere il triangolo con il numero 14 De Luca, che guadagna un calcio di punizione. Vedete come chiede a Lumi Rumiz, ammonito il numero, vediamo se si gira, il numero 6 Recalde Brambilla Martin, finito anch'egli
Grumitz non si capacita, forse l'ultimo a mollare nelle file del Giorgione, vede che chiede di usare la testa in senso di ragionamento e si rivolge a Bianco, richiama la linea offensiva del Giorgione, va sul pallone, c'è un bel tiro arcuato di Telesi e pallone che si perde sul fondo. 28esimo della seconda frazione. Telesi. Forse questa è la prima occasione della partita, della seconda frazione da parte dell'Eclisse. Io ancora qui sul mio taccuino non ho segnato occasionissime da parte del Giorgione, evidentemente dalle polveri bagnate. Bella l'iniziativa del numero 18 del Savio. Si gioca sulla linea mediana, Giorgione in avanti con Rosin, si gioca sulla corsia di sinistra, sta per essere effettuato il cross, facile preda per la difesa dell'Eclisse. Poi Santi si appoggia largo a sinistra, ancora Santi sul pallone, scaraventa nel mezzo, poi c'è un corpo a corpo tra il numero 3 Tonon e il numero 7 Bianco, alla meglio Tonon che fa sfilare il pallone in fallo di fondo, 30esimo ormai quasi scoccato, e 2-0 per l'Eclisse. Risultato maturato nella prima frazione, ricordiamolo con i gol messi a segno al 13esimo da Salomon Luca su preciso invito di Janko, oggi suggeritore, Kociu che difende finalmente bene il pallone servendo il numero 3 Tonon, poi il tentativo di far giungere il pallone a Bressan non riesce, ripropone un tema d'attacco il Giorgione, ma si infrange sulla linea mediana la proposizione castellana. Eclisse che stando così il risultato raggiungerebbe quota 3-1 il Giorgione, che oltre che lottare sul campo deve anche lottare in seno alle vicende societarie che attanagliano questa gloriosa società che ha segnato il calcio anni 80, bellissima l'azione in velocità, non si chiude il triangolo con Pavan. Stavo dicendo che gloriosa società che ha segnato il calcio anni 80, ricordiamolo, quando c'era Montebelluna, c'era l'allora Euromobil Pievigina, ma c'era anche il Caerano, il Santa Lucia del presidentissimo ancora Giorgione, tre quarti, ha trovato spazio il numero 7, mette in centro Bianco Salvatore che ha messo il centro, fa buona guardia a Segat che di testa allontana il pallone in calcio d'angolo, è il numero 4, pallone ancora ballonzola nel mezzo e poi girata, svirgolata da parte di Capellesso che da pochi passi 32esimo, girata
abbondantemente alta sulla traversa, buona l'occasione, peccato l'impatto con il pallone che si è perso in fallo di fondo. Ci prova l'Eclisse a chiudere definitivamente la gara, pallone nella disponibilità di Cotali, poi Kociu che ha un bellissimo movimento con le gambe, riesce anche a liberarsi, ma trova sulla sua strada, sulla via della gloria, Bortoletto. Tanto viene ammonito 20 Rosin, che entra nel taccuino dei cattivi. Non è stata una partita cattiva, anzi piacevole, che l'Eclisse sta conducendo mentre il pallone si lotta sulla corsia di sinistra. Bello il movimento del numero 17 Bressan, pallone che poi si perde in fallo di fondo. Abbozza una timida reazione il Giorgione, che tenta di stringere i tempi, produce il massimo sforzo, ma Gasperini e compagni, mentre Kociu viene travolto con un colpo alla nuca ricevuto involontariamente da Rumic, che tenta di dire ai compagni come ci si deve muovere, come si deve colpire il pallone. Forse proprio l'unico a salvarsi tra i giocatori del Giorgione è Rumic, che sta disputando la sua onesta partita con le forze in campo, rimessa da parte dell'arbitro, che concederà il pallone nelle disponibilità del Giorgione, proprio con Rumic che si appoggia largo a sinistra. Fa girare bene il pallone stavolta il Giorgione, si lavora sulla corsia di sinistra, fa buona guardia comunque basso. Prova a dare un senso alla propria domenica del Giorgione. Basterebbe un gol per aprire la partita, gettarsi in avanti. Chiude bene basso con la cooperazione di Segat, ma è ancora Giorgione che sta producendo il massimo sforzo. Capellesso, che tenta probabilmente di superare il diretto controllore, ma non ci riesce. Poi esce bene, palla al piede. Si trattava di Telesi, poi subisce fallo un giocatore dell'Eclisse, calcio di punizione. Allontanata ancora una volta la minacce che si sono esaurite sino a questo momento con al 32esimo con una girata abbondantemente alta di Cappellesso sopra la traversa da buona posizione, poi un tiro a una punizione alta di Zanella al 30esimo. Poca roba. Bello il tentativo di servire sulla corsa di Bressan, che intendeva servire Kociu, non è neanche partito. Basso, dialoga con Kociu, sovrastato da Rumic,
che si propone in avanti, cerca di allargare il pallone, di farlo pervenire al numero 19 Rosa, poi pallone che carambola sullo stesso Rosa ed esce sul fallo di laterale. C'è un problema Cociu da risolvere, perché qui il giocatore, ripetiamolo, questo di essere ripetitivo, ha mezzi fisici importanti ma non riesce ad essere incisivo come vorrebbe, come potrebbe, come vorrebbe anche mister Malerba. Gasperini di testa trova un compagno sulla corsia di sinistra, Tonon, che si appoggia a Spadetto, che non ha corso pericoli oggi. Poi colpo di testa di Rosin, pallone calciato in avanti in una qualche maniera, mette a terra Bressan, che allarga sapientemente il gioco per Tonon, che si accentra, offre il pallone ancora a Pavard, poi basso in qualche maniera, pallone scodellato da questa parte per il numero 14 De Luca, che riesce a recuperare il pallone, attende un compagno, nessuno si presenta all'appello, quindi si corre, ci si appoggia a Tonon, da questi a Gasperini, e poi che si appoggia ancora all'indietro per Spadetto. Cociu, niente da fare, non riesce l'anticipo a Cociu, che scuote la testa, evidentemente sa della grande occasione che gli sta capitando, ma che sta sciupando con una prestazione non certo positiva. Opera adesso in contropiede l'Eclisse, che non accelera i tempi, va giù un giocatore, va giù il numero 18 del Savio, 19 scusate, era Teresi, che poi subisce fallo ad opera di Recalde, precedentemente già ammonito. Rumiz, che ha aperto un canale di dialogo con l'arbitro, che fino a questo momento ha diretto più che bene. 40esimo, 5 al termine. Pallone per Cociu, che anche in questo momento si fa trovare in fuorigioco. Chiede subito di recuperare la posizione Malerba, di essere il primo a proporre il pressing. Timida la pressione, poi ci mettono anche del loro, quelli del Giorgione, per non far correre pericoli all'Eclisse. Gasperini, che non accelera i tempi, che si appoggia a Spadetto, e Cociu è l'autore di questa pregevole, attenzione, pallonetto di poco fuori. Complimenti a Cociu, che ha tentato la via della rete direttamente da centrocampo al 40esimo. Cociu, che finalmente si fa vedere. Tentativo pregevole di sinistro, il tentativo di beffare Bortoletto. Ancora l'Eclisse, pallone che non arriva a Cociu di un non nulla, ha chiuso Rumiz. Poi De Luca, poi Agreo, bravissimo Tonon, che offre ancora il pallone a De Luca, supera anche il direttore di gara. Basso, poi tenta di allargare il gioco, ma chiede troppo. Poi nel contrasto precedente cade a terra Tonon, che chiede le cure dei sanitari.
lo invita ad alzarsi ed eventualmente farsi medicare fuori dalle linee perimetrali. Così è. Un crampo sembra essere sulla gamba destra. 42,50 secondi e partita che l'MLM scivola verso la chiusura. Ci sarà sicuramente del recupero, vedremo l'entità a breve, ma Giorgione che ha fatto veramente poco, possiamo già andare in fase di commento tecnico a questa partita. Bianco mette nel mezzo, anticipa tutti, Cotali che fa venire un brivido a spadetto, devia comunque in calcio d'angolo, che è il numero 5 per il Giorgione. Mette nel mezzo il pallone, poi ancora Bianco, poi non riesce il passaggio, allontanato il pallone, si prepara un altro cambio nelle file dell'Eclisse. Esce il pallone, non ne sono del tutto convinto. Bianco comunque non è riuscito a recuperare il pallone, un ulteriore cambio a spezzare il ritmo. Vediamo chi esce. Entra con il numero 13 Nardi, Edoardo, Sostituzione classe per noi. 2003, Esce 2007. con il numero 3 Tonon ed entra con il numero 13 Nardi. Fa il suo debutto Nardi. Io ho guardato, mi sono preso un colpo perché classe 2007, 18 anni, 5 minuti di recupero. 5 minuti combinanti dall'arbitro, vedremo se succederà qualcosa. Noi potremo già tranquillamente andare in fase di commento a questa partita. Giorgione che si è fatta preferire solamente nei primi 10 minuti di gioco per intensità e volontà, ma poi che è sparita lentamente dal campo, e quando l'Eclisse ha poi rotto gli indugi con Salomon Luca, è sparita letteralmente dal campo. Ci si attendeva una reazione, invece niente. Si è giunti così al 35esimo della prima frazione, quando possiamo dire tranquillamente, sino a questo momento almeno, l'Eclisse, mentre una botta violenta del numero 6 Recalde al 46esimo ci prova da lontano. Si è prodotto un bel volo spadetto, forse la cosa più difficile che ha compiuto oggi. Ancora Eclisse, Rumiz. Pallone in avanti. Basso chiude. Stavo dicendo che dal 35esimo non si è più avuto notizia della Giorgione, che è sparita forse letteralmente troppo presto dal campo. Cavazzana ha potuto operare dei cambi all'inizio della seconda frazione, dal settimo, che hanno portato una certa vivacità, però niente di più. L'Eclisse si è difesa con ordine, mentre mancano poco meno di 3 minuti alla fine delle ostilità. Cavazzana impassibile davanti alla propria panchina, vede i suoi impegnarsi, sì, però producendo poco.
Gasperini di testa, anzi no, sì, era lui, ancora, poi Bressan alza un campanile, Rumiz con le mani lascia l'incombenza a Capellesso, poi Grigio e pallone spedito in calcio d'angolo è il numero 6. 3 Chiedolumi ne ha battuti l'Eclisse. 48esimo scoccato da pochi istanti, colpo di testa di Rumiz, che è molto probabilmente, anzi il migliore in campo dei suoi, con Zanella nella prima frazione, così mi viene suggerito, ma anche Grigio si è tentato la via della rete, così come Bianco. Però oggi non c'è stato verso e partita che l'Eclisse ha chiuso c'è un'autostrada per un giocatore dell'Eclisse, poi Bianco a terra Cotali, conseguente calcio di punizione che lo stesso Cotali intelligentemente fa pervenire il pallone sulla corsia di destra, tende l'inserimento di Paván e fa scoccare un tiro che sibila appena largo. Meno 30 secondi alla fine. Paván, autore del tiro, sinistro pregevole ma non preciso. Meno 20. Copre Bressan. 20 secondi per quanto mi riguarda alla fine delle ostilità. 10. 9. Giorgione in avanti. Ultime residue speranze di segnare almeno una rete. Va sul fondo Capellesso, mette il centro, tenta l'avvitamento Bonaldo. Pallone ancora nelle disponibilità del Giorgione. E sull'ultimo tiro degli avanti rossostellati l'arbitro decide che si può chiudere qui. Scocca in questo momento il 50esimo. Noi ribadiamo il risultato qui da Pieve di Soligo. Eclisse Careni Pievigina 2, Giorgione 0 per le reti messe a segno al 13esimo da Salomon Luca. Il raddoppio di Paván con un sinistro pregevole mezza altezza. E mentre le squadre stanno raggiungendo gli spogliatoi o confrontarsi e a stringersi la mano, noi cediamo la linea alla regia per i contenuti commerciali. Agli appassionati tutti vi auguro buona serata e arrivederci alle prossime partite dell'Eclisse Careni Pievigina con Streaming Sport. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.